La spiegazione è che siete arrivati in Gualtiero dove si formava l'Orbace. È l'unica funzionante in tutta Italia ancora, però prima di arrivare l'Orbace qui in Gualchiera bisognava crearlo l'Orbace, essendo un tessuto di lana di pecora, aveva bisogno della lana, dopo la posatura c'era la lavatura della lana e poi siccome si facevano anche materassi e cuscini con la lana e soprattutto per queste cose usavano la lana di agnello. Ciao. Ah, si fa così il gioco di allora aspettiamo. Ciao, va bene? Allora, è la prima volta? E già questo qual è quello? Siete arrivati ora? Allora avvicinatevi.